Allora salutiamo Stefano in Brasile e restiamo in Sud America, ci spostiamo in Argentina. Do il ben trovata a Ernestina dalla Corte Lucio, che abbiamo già conosciuto e che da oggi per una volta a settimana, pensate, sarà nostra ospite fissa. Benvenuta, ben ritrovata Ernestina. Ciao Monica, ciao a tutti, è un piacere per me essere oggi qui con voi, vi ringrazio per questo spazio, siamo molto contenti. Noi proveremo con te a raccontare un aspetto diverso della Terra alla fine del mondo, che ha accolto però tante generazioni di italiani e da dove ci seguite tra l'altro con grandissimo affetto. Allora Ernestina, tu ci racconterai una storia di migrazione a settimana. Che genere di esperienza ci racconterai? Che cosa dobbiamo aspettarti? Ecco, cercherò di raccontare solo alcune delle tante storie di migrazione che abbiamo qui alla fine del mondo, in tutta America e non solo, dove cerchiamo di raccontare le vicende dei nostri migranti che hanno dovuto sperimentare qui. Anche c'è tanta diversità nelle storie perché hanno circostanze diverse, sono partiti da posti diversi, arrivati in posti diversi, in tempi diversi, quindi c'è tanto da raccontare, Sì. Ma anche abbiamo tratti in comune, no? Queste storie, per esempio, che hanno sentimenti in comune come l'amore per la famiglia, il valore del lavoro, del sacrificio, poi la nostalgia per la terra, l'amore per le radici. Tante storie sono molto difficili, altre non tanto, ma comunque tutte meritano di essere raccontate, perché anche poter un po' recuperare quei valori, quelle tradizioni dei nostri migranti che un giorno hanno dovuto prendere la difficile decisione di fare le valigie. Sì. Senti, prima di raccontare questa storia, sono anch'io curiosissima. Raccontaci invece in che momento siete lì in Argentina, cioè vaccini e lockdown stanno in qualche modo sconfiggendo la pandemia. A che punto siete? Sì, qui stiamo attraversando momenti complicati, si sono rafforzate un po' le misure di sicurezza. Abbiamo da metà aprile che per esempio abbiamo avuto una salita nei casi, abbiamo quasi raggiunto i 30.000 casi positivi al giorno e anche quasi una media di 400 morti, per quello che siamo anche tornati in didattica in distanza in alcune zone e in altre in presenza. Poi c'è un coprifuoco che abbiamo qui dalle più o meno 8 di sera fino alle 6 del mattino. Anche i negozi sono aperti tra le 10 e le 19, per esempio, sempre con tutto dobbiamo mantenere il distanziamento, utilizzare le mascherine, l'alcol gel, per esempio i bar, i negozi possono aprire ma solo funzionano all'aperto. La situazione è in quel senso preoccupante, ma stiamo cercando di prendere queste misure di sicurezza. Certo. Allora, veniamo alla storia. Tu ci racconterai oggi la storia di un alpino, veneto tra l'altro, quindi delle mie parti, che ad un certo punto della sua vita, racconteremo il motivo, decide di andare in Argentina. Tra l'altro vive anche delle vicende estremamente drammatiche come quella del Vajont. Perché questa storia? Chi era questo Nereo? Nereo, come avete ben detto, è un nostro alpino veneto qui in Argentina che è arrivato da bambino. Lui ha una storia molto emozionante, molto toccante, ma diciamo che la sua storia inizia prima con suo papà, anche lui alpino di Belluno in Veneto, è stato anche combattente nella prima guerra mondiale, prigioniero di guerra. Poi si sposa e nasce Nereo nel 1942. Lui, come avete capito, dall'anno tempi difficili, seconda guerra mondiale, e lui mi racconta che come tanti bambini di quell'epoca a volte giocavano un po' tra le macerie dopo i bombardamenti. Pensa che mi raccontava che una volta lui aveva preso un candelotto di dinamite, perché l'aveva preso, non so, per un pezzo di legno. Per fortuna c'era lo zio lì che lo aveva allontanato un po' dal pericolo, ma come per darvi un'idea di quanto difficile era quella situazione, anche perché la famiglia di Nereo decide di migrare, no? Di cercare nuovi orizzonti. Poi lui viene qui in Argentina e, come detto, fa la sua vita. Dopo deve tornare da più grande in Italia per fare il servizio militare, costretto a tornare perché accompagnava suo nonno che aveva un problema di salute, e qui farà il servizio militare.
Pochi mesi dopo il suo arrivo dovrà assistere con i militari nel disastro della diga del Vajont. Questo disastro che è stata una delle più grandi tragedie, Sì. quando la sera del 9 ottobre del 1963 una frana fa esondare la diga, azzerando praticamente il paese di Longarone, portando migliaia di morti. La missione di Nereo e dei suoi commilitoni era custodire un po' la zona dove c'erano le macerie, no? I resti delle case, che praticamente non c'era niente, perché Nereo Aldesolo, questo nostro alpino bellunese qui, mi raccontava come c'era solo devastazione, desolazione, si ricordava che non c'era niente, alcuni tubi idraulici che uscivano fuori dal pavimento, ma non c'era niente. E tra l'altro, non c'erano alberi, non c'erano piante. Hanno perso la vita oltre 2000 persone in quel disastro. E poi invece quando è riuscito a tornare in Argentina, dove ha messo sua famiglia ed è rimasto, come dici tu, ormai è veramente uno di voi, anche lì ha assistito ad un disastro notevole. Ce lo vuoi raccontare? Sì, questa volta fu l'aria e non l'acqua a distruggere tutto. Giusto 10 anni dopo la tragedia del Vajont, nel 1973, a San Justo, che è questa città in provincia di Santa Fe dove lui abita, c'è stata una tromba d'aria categoria F5, che è una delle più importanti, anche la massima distruzione, e in quel momento lui non si trovava, era fuori per lavoro e suo padre lo chiama disperato. Lui torna, ma questa volta saranno le forze militari a fermare Nereo e non lasciarlo passare. È un po' strano perché un po' prima, 10 anni prima, era lui come militare a non dover lasciare passare nessuno. In questo momento lo fermavano lui. Per fortuna la sua casa, la sua famiglia erano tutti bene, continuano ancora a vivere felici lì a San Giusto, a San Justo, dove lui racconta queste storie ai suoi figli e ai suoi nipoti, dimostrando che la grinta degli italiani è ancora molto forte. Che meraviglia, speriamo ci stia seguendo comunque la famiglia. Ricordiamo sì. Tra l'altro ai nostri telespettatori, visto che è il primo appuntamento con te, che insomma la storia loro potrebbe diventare la storia protagonista di una puntata, quindi contattate Ernestina, ormai è diventata veramente famosa in tutto il mondo, oppure insomma contattate la nostra redazione e noi cercheremo di far arrivare tutto ad Ernestina. Tra l'altro, a proposito della comunità siciliana in Argentina, abbiamo voluto condividere in anteprima il messaggio che il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha inviato per l'occasione ai tanti siciliani che hanno contribuito a rendere grande l'Argentina. Allora ne ascoltiamo un piccolo frammento, poi torniamo da te, Ernestina. Voi siete i migliori ambasciatori della Sicilia nel mondo. Noi abbiamo bisogno, noi terra madre, noi qui in Sicilia abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di sentirvi più vicini e di farci sentire vicini a voi. Abbiamo bisogno di dire ai ragazzi della terza, della quarta generazione che serve consolidare questo rapporto fra la Sicilia dei siciliani in patria e l'Argentina dei siciliani discendenti degli emigrati. Ecco perché avrei voluto personalmente raggiungere alcune località dell'Argentina per potervi incontrare, per potervi salutare, per potervi stringere la mano, per scambiare con voi impressioni, opinioni, per raccogliere suggerimenti. La pandemia non ce lo ha consentito per oltre 1 anno e mezzo, ma sono fiducioso perché se riusciremo a uscire da questo pericoloso tunnel avremo la possibilità di poterci incontrare, vi raggiungerò così come ho fatto con i siciliani negli Stati Uniti d'America, come vorrò fare con i siciliani dell'Australia e ovunque sparsi nel mondo. Che bel messaggio, grazie Presidente. Allora Ernestina, aggiornaci tu sulle ultime della comunità italiana lì in Argentina.
Ecco, tra poco la comunità siciliana qui in Argentina, che è anche molto numerosa, molto attiva, festeggerà la festa dell'immigrante siciliano nel mondo, anche qui in Argentina, e i 75 anni della firma dello Statuto Speciale della Sicilia. Ci sarà un incontro virtuale a causa delle restrizioni Covid, ma comunque saranno importanti autorità come l'assessore della regione, il dottor Scavone, e anche il console generale d'Italia a Rosario, il dottor Bruck. Speriamo sia un bellissimo evento dove sentirsi vicini, anche in questi tempi difficili di pandemia, come hanno dovuto fare tante associazioni italiane, non solo qui, ma nel mondo, a causa delle restrizioni. Eh sì, senti, ma lì a Buenos Aires le comunità italiane hanno ricorrenze o feste tipo quella dei siciliani? Ecco sì, tantissime, come ben sai, la nostra comunità è molto numerosa, molto attiva, molto allegre, abbiamo un sacco di feste e vi aspettiamo tutti, potete venire tutti. Una per esempio delle più importanti è il 3 giugno abbiamo, secondo una legge nazionale, dopo una legge nazionale, la festa dell'immigrante italiano in Argentina, che vuole onorare tutto il lavoro degli italiani qui. Anche il 2 aprile, in onore del santo patrono della Calabria, abbiamo la festa dell'immigrante calabrese e anche tanti feste patronali, abbiamo anniversari di associazioni italiane che hanno più di 100 anni, poi festival come il Buenos Aires, c'è il Festival Buenos Aires Celebra Italia, feste in piazza in provincia di Mendoza. Al Festival della Musica La Plata, ci sono tanti. Ogni settimana magari ci racconti, oltre alla storia, anche una festa in particolare. Io ti ringrazio molto, ovviamente ci vediamo la prossima settimana, ormai lo sai, sei la nostra corrispondente da Buenos Aires. Hai un nuovo lavoro, oltre a tutti i tuoi studenti. Grazie, vi mando un abbraccione qui dalla fine del mondo, grazie. Grazie Ernestina, invece do subito il